Ennesimo racconto di morte, ennesima vita stroncata, solo 16 anni. Questa l'età di Marco Castronovo, il giovane empedoclino che sabato sera ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto su un viadotto della strada statale 115 nei pressi di Contrada Ciuccafa a Porto Empedocle. Trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, è deceduto poco dopo a causa dei gravi traumi riportati nello schianto. Il giovane era a bordo di uno scooter Piaggio Liberty insieme ad un coetaneo che si trovava alla guida e che in questo momento lotta tra la vita e la morte, anche lui empedoclino. I due ragazzi in motorino, pare entrambi senza il casco di protezione, per causa ancora in corso di accertamento sarebbero andati a sbattere contro il guardrail, rischiando di precipitare nel vuoto. Marco Castronovo è la terza vittima in 2 giorni sulle strade della provincia di Agrigento. Quest'anno doveva tornare tra i banchi di scuola, era uno studente dell'Istituto Tecnico Commerciale Nicolo Gallo, nella sede di Porto Empedocle. Grande tristezza e amarezza per i suoi ex compagni, alcuni neanche erano a conoscenza della sciagurata notizia, volti rigati dalle lacrime per questo giovane ragazzo di cui tutti avevano un affettuoso ricordo. Io e Marco siamo cresciuti assieme, un bravo ragazzo, comunque sono molto addolorata per lui. E andavamo all'asilo insieme, ci conoscevamo di vista ed ero pure un amico mio. Tu conoscevi Marco, qual è il ricordo che hai di lui? È un ragazzo veramente d'oro e un bravo ragazzo. Mi dispiace molto per questa notizia che mi hanno dato. Praticamente abita di fronte a me, abbiamo fatto l'asilo insieme, la scuola elementare insieme. Per me era un ragazzo speciale, Marco. Mi dispiace tantissimo. Grande sconforto anche tra i professori che ricordano con affetto Marco Castronovo, una così prematura morte, quella del giovane sedicenne che non lascia indifferente nessuno. Qual è l'aria che si respira nell'istituto? Ha già sentito magari l'opinione di alcuni ragazzi, di alcuni giovani che erano qui? Innanzitutto noi non siamo nuovi ad esperienze così traumatiche, perché 2 anni or sono è scomparso Alessandro Bonamico in un altro incidente e questi eventi colgono i ragazzi così tanto impreparati, perché per loro il senso della vita è eterno. Loro non hanno la dimensione della contingenza e di quanto da un momento all'altro le cose possano cambiare, e quindi si sono mostrati disorientati, oltre al pianto in gola, agli loro occhi lucidi. Anche questo senso della precarietà della vita li sgomenta molto. Un altro triste racconto di morte che ancora una volta strappa una vita fin troppo prematuramente. Un sorriso, uno sguardo tenero quello di Marco. Il pensiero è comune, il valore della vita è inestimabile e purtroppo ce ne rendiamo conto solo in questi tragici momenti. Che la storia di Marco possa responsabilizzare tutti i giovani ad avere un rispetto per se stessi e per la vita. Un dono che può essere sottratto in qualsiasi momento ed in qualsiasi età.